circostanze ci scoraggiano e ci portano a non vedere questo grande Dio che abbiamo. Ricordati che questa mattina Dio per te è il Dio dei buoni momenti, ma anche dei momenti difficili e duri. Lui continua ad essere lo stesso Dio. Perciò predisponiamoci ad adorare chi merita di essere adorato nonostante le circostanze. Preghiamo. Signore, grazie per il tuo amore, per la tua bontà. Grazie, Signore, per il privilegio che abbiamo questo primo giorno della settimana di stare qui per adorare la tua persona. Io ti chiedo in questo momento, Signore, che tu ci possa aiutare a, nonostante tutto e nonostante tutti, possiamo avere il nostro sguardo verso di te, in modo tale che questa mattina ognuno di noi possa essere un vero adoratore che adora in spirito e verità. Chiediamo la tua benedizione, in Cristo Gesù preghiamo. Amen. Amen. Carissimi fratelli, carissime sorelle, quelli che ci vedono attraverso l'internet, su internet, pace a tutti. Fra i libri sapienziali, cosiddetto libro della lode o saltieri, esistono lì testi che in origine erano inni accompagnati da strumenti musicali. Così questa parte della Bibbia è piena di parlare sulla lode. Ad esempio, Salmo 150, verso 5, lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore. Possiamo dire anche su Salmi 69:30, io celebrerò il nome di Dio con un canto e lo magnificherò con le mie lodi. E per ultimo possiamo dire anche del 95:2, perché c'è volta che possiamo pensare, ma perché iniziamo così sempre con lode eccetera, ma il 95 rispose ma o meno questa situazione: veniamo alla sua presenza con lode, celebriamo con canti. Salmi 95 versetto 2. Così possiamo iniziare con questa celebrazione con canti. Cosa possiamo invitare la Chiesa a stare con noi in questi inni, in questa lode? Cosa ne pensate, fratello Emerson? Buongiorno a tutti. Di solito noi arriviamo in chiesa ancora col motore del nostro corpo nella marcia lenta, no? E allora proviamo a fare una cosa. Io vorrei, Marco, provare a far che la chiesa possa suonare insieme a noi. Ci state? Possiamo alzarci, per favore? Allora io chiederò a Marcello di fare un giro di accordo sulla chitarra acustica e farò un colpo qua. Quando farò questo colpo voi dovete fare anche voi, ma nel tempo giusto, cioè con le palme, con le mani, ok? Proviamo. Ok? Allora proviamo sulla musica. Quindi io vi do il via con questo segno, ok? Marcello, per favore.
Amen, amen, amen. Avete visto? Si può fare per il nostro Dio, noi cerchiamo sempre di fare la miglior lode e la migliore adorazione, amen? Proviamo? Adesso cantiamo al nostro Dio, amen? Amen. Alleluia. Vorrei vivere del tuo grande amore. Come è preziosa la tua parola. Il mio desiderio è conoscerti ancora di più. Insegnami ad amarti, vedere il tuo volto. Insegnami ad onorarti, avere fiducia in te. Signore, io amo stare alla tua presenza. E tutto ciò che è nel mio cuore adora soltanto a te. Più grande, più alto delle montagne, è puro e profondo il tuo amore. Senza di te non potrei mai vivere, ho bisogno di te. Vorrei vivere nel tuo grande amore. Gloria a Dio. Isaia 25 parla sulla lode al Signore. Versetto 1 dice la parola del Signore. Signore, tu sei il mio Dio, io ti esalterò. Loderò il tuo nome perché hai fatto cose meravigliose. I tuoi disegni, concepiti da tempo, sono fedeli e stabili. Così lodiamo al Signore, esaltiamo al Signore
con la nostra voce perché siamo qua per questo. Tu sei il Re. Sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. Sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. Alzo la mia voce per cantare che tu sei l'unico Re invincibile. Io amo innalzare perché sei me. Mi inchino qui davanti a te perché sei Re. Oh sì, tu sei il Re dei Re. Oh sì, tu sei il Re dei Re. Trovo gioia se mi avvicino a te e ti lodo pensando solo che tu sei mio Re imbattibile, un amore che vivo dentro me. Io amo innalzare te perché sei me. Mi inchino qui davanti a te perché sei Re. Oh sì, tu sei il Re dei 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 Re. Tu sei il Re, tu sei il Re dei Re. Tu sei il Re dei Re. Tu sei il Re, tu sei il Re dei Re. Tu sei il Re dei Re. Tu sei il Re dei Re. Oh sì, tu sei il Re dei Re. Oh sì, tu sei il Re dei Re. Oh sì, tu sei il Re dei Re. Amen. Signore nostro Dio, tu sei meraviglioso, Padre. Una volta noi arriviamo in chiesa con il cuore spezzato, con l'anima stretta stretta, no? Però io sono sicuro che da Dio noi possiamo avere solo che delle cose grandi. Una volta mi sono chiesto, ma da quanto è la distanza tra Dio e me? Io ho provato a immaginare la distanza che c'è tra Dio e me, nel mio intimo. E ho avuto una risposta che mi ha fatto male. Perché Dio mi ha detto che la distanza tra Lui e me sono io che la faccio. Sono proprio io. E allora io invito quel cuore pieno di avvicinarci a Dio, ma non solo adesso, in questo momento. Prendi magari 5 minuti
nell'arco di 24 ore. Vai nella tua cameretta e parla a Dio: guarda, io sono così, io a volte non capisco questo. E mangia del cibo buono che c'è nella sua parola. Io sono certo che Lui ti darà delle cose fantastiche, perché io non sono in grado di fare, ma Lui in me sono sicuro che Lui può fare. Amen. Santa Chiesa, il nostro Dio è meraviglioso. Guarda dentro di te, Lui è lì, Lui è qui con noi questa mattina. Non pensare che non sei in grado di fare le cose. Metti le tue richieste, i tuoi sogni, i tuoi desideri nelle mani del Signore. Lui è un Dio d'amore, è un Dio presente. Però Lui vede dentro noi. Lodiamo il nome del nostro Dio. vita è il Tempio dello Spirito Santo.
di Dio, il santuario di Dio, la Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo, la Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo, la Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo, la Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo.
santuario di Dio. Amen. Non dimenticate, voi siete il Tempio di Dio. Amen. È una gioia essere con voi questa mattina. Avremo il privilegio di aprire la parola di Dio. Approfitto per chiedere specificamente preghiera per il pastore Sandro. Molti di voi sapete che sta lottando fisicamente in questa prova. Perciò preghiamo come Chiesa che Dio possa intervenire secondo la sua volontà, che possa guidare i medici. Soprattutto questo giovedì avrà dei test specifici da poter affrontare. Che Dio possa guidare i dottori a capire esattamente qual è il problema e soprattutto come affrontarlo. Preghiamo anche per il pastore Caio, ok? Si trova in Brasile. Tante parti del mondo poteva andare, in Brasile è dovuto andare. Però Dio lo proteggerà e lo sta usando, perciò preghiamo per lui e per il ministero che sta facendo in questo momento, rappresentando noi, no? Affinché la Chiesa in Brasile possa pregare e sostenere questo ministero. E vi chiedo specialmente anche di pregare per l'ente ecclesiastico, ok? Sono molte le sfide che stiamo affrontando come Chiesa e in questo momento abbiamo bisogno che la Chiesa supporti questo ministero in preghiera in modo tale che Dio ci dia la saggezza di poter affrontare tutto quello che tocca affrontare. In che zona siete? Giallo, arancione, rosso? Arancione forzato? Avete capito dove siete? Io vivo in Lombardia, ogni mattina che mi alzo c'è un colore diverso e questo ha creato un po' di stress e di disagio. Sicuramente ogni mattina noi ci alziamo, che cosa succederà? Fino quando? Fino quando saremo in questa situazione? L'altro giorno concludeva tutto il 22 febbraio, dal 22 è passato il 28, dal 28 5 marzo, il 5 marzo adesso abbiamo superato anche Pasqua e uno dice in queste circostanze che tipo di reazione dovrei avere? Ed è vero che noi stiamo vedendo tante reazioni, non parlo solo delle persone che non conoscono Cristo come personale salvatore, parlo anche di coloro che conosciamo Cristo come personale salvatore. E alcuni vivono questa situazione in modo disperato, angosciato, preoccupato, in paura. E non siamo qua a criticare, soltanto ci dobbiamo fare una domanda. Quelle reazioni sono cose che io devo imitare? Sono domande che ci dobbiamo fare. Ci sono altre persone che stanno vivendo questo momento sapendo che c'è un problema, ma confidando in un Dio che è in controllo della situazione. Dio mi ha promesso che Lui non mi lascia e non mi abbandona. Dio mi ha promesso che è sempre con me. Dio ha promesso che anche se camminassi in mezzo al fuoco non mi brucerò e se camminassi in mezzo all'acqua non mi annegherò, perché Lui continua ad essere il Dio degli dei nonostante le circostanze. Il brano di cui noi oggi vogliamo addentrare per un attimo è una situazione che non vivevano con il Covid, però si vivevano altri problemi. Allora, se io domandassi a voi, quanti di voi piace avere problemi? Uno. Vabbè, su una ottantina di persone, percentuale interessante. Quanti sappiamo che i problemi possono essere molto utili? Ok? I problemi possono essere molto utili perché mi possono insegnare, mi possono far crescere, mi possono spronare e soprattutto mi portano, parlo ai figli di Dio,
a confidare di più in Dio. Infatti la parola di Dio nel libro di Giacomo dice: beato l'uomo che sostiene la prova. Beato, 3 volte felice, super felice. Chi supera la prova. E chi non la supera è beato? È un super infelice perché non l'ha superata. E questo è quello che è successo più di una volta a chi? Ai discepoli. Ricordate quante volte loro si sono trovati in mezzo a circostanze nei quali Dio aveva insegnato loro cosa dovevano fare davanti alle circostanze. I discepoli più di una volta vedevano il problema come problema e non lo vedevano come opportunità. Perché i problemi non sono altro che opportunità di poter vedere Dio all'opera, per poter constatare se le promesse di Dio sono sì e amen, per poter constatare se le promesse di Dio valgono la pena in mezzo alle tempeste. Però sembrerebbe quasi che in momenti come quelli noi chiudiamo la porta del nostro cervello. Questa settimana una persona mi ha chiamato e mi ha detto: sono molto arrabbiata con Dio. Sei mai stato lì? Arrabbiato con Dio. Come si può essere arrabbiati con Dio? C'è l'Iddio che dall'eternità ha pensato a noi, che ha mandato suo figlio a morire per noi sulla croce, che ha visto suo figlio essere insultato, picchiato, disprezzato per noi. Si può essere arrabbiati con Dio? E appeso in quella croce disse: tutto è compiuto. Da lì passò alla tomba, dalla tomba alla resurrezione, dalla resurrezione è andato in cielo a preparare un posto per noi. Si può essere arrabbiati con Dio? A volte diventiamo un po' bambini spirituali, o no? Avete visto i bambini che fanno capricci? Perché? Perché il padre o la madre non fa quello che il figlio vuole. E alcune volte noi abbiamo lo stesso atteggiamento nel confronto di Dio. Se Dio non fa le cose come diciamo noi, io mi arrabbio con Dio. Anzi, non gli parlo più. Anzi, non l'ascolto più. Anzi, non ci vado più con quelli che conoscono e amano Dio. A volte non reagiamo così, no? Non prego più. Dio, ti sto punendo. A me risulta che la preghiera è sempre un beneficio per me. Però, non prego più, non leggo più. Dio non merita che io legga. Oppure non merita nemmeno che io vada in chiesa. Ricordatevi che l'abbiamo appena cantato, noi siamo il Tempio di Dio. Io non vado in chiesa, io sono la chiesa. Nello Spirito Santo vive in me se sono un figlio di Dio. Ci troviamo nel capitolo 3 del libro di Filippesi. Leggiamo dal versetto 15 fino al versetto 19. Sia questo dunque il sentimento di quanti siano maturi. Sottolineiamo questa caratteristica, maturi. Se in qualche cosa voi pensate, altrimenti Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto in cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. Siate i miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Lo so, sembra un po' presuntuoso qua in quello che sta dicendo Paolo. Versetto 18. Perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche piangendo. La fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre, la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Capovolgiamo un pochino questo versetto. Se io devo vedere lì chi devo imitare, ok, mi trovo con una frase che dice Paolo. Quale Paolo? Paolo sta dicendo: siate i miei imitatori. Dopo ci fermeremo lì per un attimo. Però sicuramente gli ultimi 2 versetti mi parlano dei nemici della croce, che sicuramente non sono persone da imitare. Allora, per un attimo cerchiamo di riconoscere chi erano i nemici della croce. Ricordatevi che lo stesso Paolo, prima di essere Paolo, lui era Saulo, e Saulo era un nemico della croce, perché lui era un persecutore della Chiesa. Per il popolo di Israele Gesù Cristo era un problema,
Perché? Perché lui, secondo Dio, era il Messia, l'unto dell'Eterno, mandato per salvare il suo popolo non l'ha riconosciuto, l'ha rifiutato, l'ha crocifisso e così praticamente noi ci troviamo che loro sono gli oppositori, sono quelli che sono contrari alla croce. Paolo si trovava lì e Paolo pensava di far bene perché lui era un religioso. E lui fa un elenco di caratteristiche che lui aveva, perché come religioso ebraico lui le aveva tutte. E lui, pensando che stava facendo bene, andando verso la via di Damasco, ci troviamo lì in Atti capitolo 7, no? E vediamo lì quello che è successo, 7, 8, poi arrivare al 9, perché c'è tutto un sottofondo storico. E noi vediamo che Saulo si trova con lo stesso Signore Gesù Cristo. E il Signore dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E voi vi ricordate che lì lui capisce chi era Cristo, cosa Cristo poteva fare per lui. Lì riconobbe il suo peccato e lì lui diventa da un persecutore della Chiesa un seguace di Cristo. Però così come Saulo si era convertito e andando più avanti il suo nome sarà cambiato e sarà cambiato il nome di Paolo, perché lui si riteneva più piccolo, il più piccolo degli apostoli. Noi sappiamo che lui era uscito di quella via di perdizione di cui sta parlando qua, il capitolo 3 del libro dei Filippesi, ma molti ci sono rimasti. E se voi seguite il percorso della vita dell'apostolo Paolo, la grande opposizione che la Chiesa ha avuto, soprattutto nei primi anni della sua vita, sono stati proprio i nemici della croce. Coloro che non riconoscevano Cristo come l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Allora noi che siamo seduti questa mattina qua, siamo chiamati a cosa? A essere nemici dei nemici della croce? Sicuramente no. Non per niente è stato scritto Marco capitolo 16 versetto 15, quando dice: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. E io mi domando, era difficile che Saulo si fosse convertito? Se uno doveva pensare, preghiamo per la conversione del persecutore Saulo. Se noi fossimo stati lì, ci avremmo pregato? Avremmo avuto abbastanza fede che Dio poteva cambiare la vita di Saulo, il persecutore della Chiesa? Vi ricordate che quando Stefano è stato lapidato, c'è uno che ha raccolto i vestiti di Stefano? Chi era? Era Saulo. Ci avremmo creduto? Invece si è verificato. E poi Dio dice a Anania: vai a quella zona specifica, lì ti troverai con una persona che è uno strumento scelto per me. Anania forse si è fatta una domanda: Signore, ma sei sicuro? Questo qua fino all'altro giorno ha perseguitato la Chiesa, ha fatto tanto male alla Chiesa, adesso tu mi dici che io vada? Penso che in quel momento là Anania è stato un grandissimo esempio di ubbidienza a Dio e di fede. Io mi domando se io l'avrei fatto. Sì, vabbè, Signore, tu me lo dici tu, ma chi mi garantisce che quelli non sono 5 minuti? Oppure poteva essere una falsa conversione. Ricordatevi che lui era un persecutore della Chiesa, si poteva nascondere tutto quanto, e poi quando avrebbe conosciuto, no? Stiamo parlando degli spie, lo 007 della prima Chiesa, lui poteva riconoscere la quantità di credenti, entrare in mezzo a loro e a quel momento opportuno avrebbe potuto fare ancora più male alla Chiesa, o no? C'è qualcosa che si può nascondere a Dio? Chi conosceva quello che era successo nel cuore di Saulo, che poi è diventato Paolo? E quel Signore che dice a Anania: vai. Quanto spesso dubitiamo di quello che Dio ci dice di fare? Quante volte non abbiamo la fede di Anania e l'ubbidienza di Anania. E lì ci vediamo con un oppositore della croce, un persecutore della croce, che conobbe la grazia di Dio, si trasforma in una vita completamente trasformata. E attraverso quella vita trasformata noi oggi stiamo leggendo il libro dei Filippesi.
Che meraviglie che Dio fa, vero? Se tu dovresti in questo momento fissare nella tua mente un parente, un amico, un collega di lavoro, di università, di scuola, che non è figlio di Dio, e tu mettessi il suo nome e pensassi per un attimo, questo sicuramente non si convertirà mai. Ce l'avresti qualcuno in mente? 2? La mia sfida oggi è che tu cominci a pregare per lui, per lei, in modo tale che Dio possa fare l'opera che ha fatto nella tua vita e nella vita dell'Apostolo Paolo. Perché Dio tuttora oggi cambia vite. Anche i persecutori della Chiesa, Dio li cambia. Perché Dio continua a essere amore. Dio continua a provvedere la salvezza. Dio continua a fare la sua volontà. Logicamente, quando noi ci troviamo in questa via, è interessante, i primi 2 versetti, no? Voi sapete che abbiamo letto, no? Nel versetto 15, sia questo dunque. Allora, voi sapete molto bene che quando voi ti trovate sempre con un dunque, in una formazione grammaticale, è qualcosa a che vedere con qualcosa che già è stato detto, ok? Tipo, non lo so, abbiamo fatto la torta, dunque mangiamola, giusto? Allora, come ho fatto la torta, dunque la mangiamo. Siamo d'accordo o no? Perfetto. Qua è la stessa cosa. Paolo mette il dunque come conseguenza di un discorso che lui ha già fatto. E il discorso che lui ha fatto l'ha fatto nel versetto 13 e 14. Nel versetto 14 lui dice: proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Precedentemente lui avrà detto nel versetto precedente che lui non l'aveva ancora afferrato, ma continuava il corso verso la meta. Perciò praticamente che cosa sta volendo dire qua? Avremo nemici della croce? Certo! La mia responsabilità è amarli, pregare per loro e portarli la salvezza. Sarà proprio lo stesso Apostolo Paolo in Romani capitolo 1 versetto 16 quando dirà: io non mi vergogno del Vangelo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza dell'uomo. Perciò, cari miei, Paolo sta dicendo che lui non l'aveva afferrato ancora, ma proseguiva il corso verso la meta. Lui sta parlando di quella meta in cui lui potrà vedere un giorno Dio a faccia. Quel giorno in cui non è per vedere se è salvato oppure no, perché è salvato. E per grazia di Dio, secondo Efesini capitolo 2, versetto 8 e 9, è che lui si trova lì alla presenza di Dio. In quel momento là mi auguro che Dio possa dire a lui come a me, come a te: buon servo, sei stato fedele anche nelle minime cose. Paolo da un'altra parte dirà: il bene che vorrei fare non lo faccio, il male che non vorrei fare proprio quello faccio. Vedete, ancora una volta io non dico di averlo raggiunto, dice Paolo. Perché stiamo dicendo tutto questo? Perché c'è quel versetto di cui abbiamo menzionato che sembra così complicato da capire. C'è Paolo, si stava mettendo su un piedistallo: siate imitatori di me. Immaginate se io, Pastore Mario, dicessi a voi: siate i miei imitatori. C'è più di uno qua, comincerebbe a pensare male. Vero o no? Lo so, non volete rispondere, vero? Però quello che sta dicendo Paolo, perché? Perché lui sta dicendo, è l'unica volta che l'ha detto? Sapete, non è l'unica volta che l'ha detto, più volte lui ha detto questa frase. Se voi andate per esempio a quello che viene menzionato in altri brani, come per esempio in 1 Corinzi capitolo 4 versetto 16, vi esorto dunque, siate i miei imitatori. 1 Tessalonicesi capitolo 1 versetto 6, voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo. 1 Corinzi capitolo 11 versetto 1 forse ci aiuta a capire meglio che cosa intendeva dire Paolo. Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo.
come anch'io lo sono di Cristo. Capiamo il contesto? Lui sta dicendo: siate miei imitatori in cosa? In ciò che io imito Cristo. La parola lì è molto interessante, perché imitatori è la parola in greco tupos, che significa modello. Ok? Avete visto quando noi prendiamo un modello, per esempio gli artisti che fanno scultura prendono un modello e poi da quel modello riproducono e imitano quello che è l'originale. Ok? Quella è la parola tupos in greco. Noi viviamo in un mondo in cui imitiamo tutto. È inutile che diciamo che non è così. Avete visto i bambini? Già da bambini imitano. Avete visto quando esce quel giocattolo? Tutti vogliono quel giocattolo. È interessante, quei giocattoli escono durante certi periodi dell'anno, no? E noi genitori, no? Quel giocattolo mio figlio lo deve avere. E allora cosa si fa? Imitando tutti quanti i genitori cominciano a correre da un shopping center a un altro shopping center cercando di trovare che cosa? Quel giocattolo. Mi ricordo a casa nostra, io ho 2 figli, sono grandi ormai, però mi ricordo quando mia figlia era piccola e era uscita di moda le ballerine volanti. Ce l'avete presente le ballerine volanti? Wow! Stupende le ballerine volanti. Hai visto quando tu vuoi comprare la ballerina volante ma non ce l'hai i soldi per comprarla, no? Allora vai al negozio e là non la puoi prendere, dopo 5 minuti non c'è più. E dopo quando ce l'hai i soldi cominci a correre da una parte all'altra perché tu vuoi accontentare la figlia. Perché lei voleva la ballerina volante. Allora va da una parte all'altra, poi finalmente non li trovo una non originale, augurandoti che tua figlia non se ne renda conto. Se ne rende conto. Allora tu prendi la ballerina volante, lì la porti, no? E lei c'ha in mente sicuramente quella originale, vede quella che non è originale. C'è differenza o non c'è differenza? Quella originale è stupenda, bellissima. Quella che non è originale sembra che le sia passato un treno sopra. Però vola, l'importante è che vola, deve volare, perché quello è l'obiettivo della ballerina volante, deve volare. Ok, allora fa una prima. Aveva visto il bambino non sempre quando è piccolo sa come funzionano le cose, allora cerca di farla volare, allora i genitori fanno di tutto, no, adesso la rompe. Allora uno dei genitori cosa fa? Prende la ballerina, gli deve insegnare alla figlia come vola, no? E noi a casa nostra abbiamo un enorme camino che in periodi invernali accendiamo ed è caldo lì, in certi momenti di famiglia siamo tutti lì intorno al camino, molto molto bello. E così un membro di famiglia prende la ballerina, la fa volare e dove va? Direttamente al camino. Era talmente non originale che in un secondo le ali si sono bruciate e non volava più. Sono passati tanti anni, tuttora oggi ci rinfaccia quella situazione nostra figlia. Però noi siamo così, siamo gente che andiamo imitando. No, ma sono bambini, vero? Gli adulti non fanno così. Avete visto, no? Adesso viviamo, adesso come non abbiamo niente da fare, arrediamo casa 3 o 4 volte all'anno. Okay? Le donne soprattutto, devo cambiare. A volte cambiano i mobili, no? Tu torni dal lavoro e non sai dove sei. Oppure è ora di cambiare colore. Va di moda il verde speranza. Quante volte il verde speranza in certe case fa proprio schifo, Perché devi abbinarlo ai mobili e alla struttura. No, ma va di moda il verde speranza e tu speri che vada bene. Noi imitiamo, viviamo così. Non siamo tanto originali, però a questo punto Dio ci conosce molto bene. E ti sta dicendo, devi imitare qualcuno. Imita Paolo. Che Paolo imitava?
Cristo. Anzi, quello stesso versetto dice guardate. Guardate, una delle poche volte che la Bibbia dice guardate. Un'altra versione dice osservate quelli che camminano su questa via. Quando tu stai guardando la vita di un altro credente, perché la stai guardando? Possono essere due cose. O per osservare e imitare le cose positive, o per osservare e criticare le cose negative. Sono sempre io che decido quale delle due voglio fare. La Bibbia mi dice se uno ha qualcosa da dire per l'edificazione la dica, ma più di una volta ci troviamo in quelle conversazioni: hai sentito quello che è successo? Io te lo dico per pregare. Tu puoi imitare quelli che imitano Cristo. La settimana scorsa leggevo una biografia che mi ha toccato molto il cuore. Un missionario, sono missionario, perciò spesse volte prendiamo queste biografie, e questo missionario era missionario in Africa e lui raccontava una sua esperienza. E lui aveva fondato una chiesa che amava Dio, seguiva Dio, e quello che ha toccato il mio cuore è che dice che lui aveva una chiesa enorme, e questo non è che aveva toccato il mio cuore, può succedere per la grazia di Dio, però lui diceva quello che veramente per me è stato bellissimo è che io nella riunione di preghiera, una volta alla settimana alle 4 del mattino, avevo più gente nella riunione di preghiera che nel culto. Una chiesa che prospera è una chiesa che si inginocchia davanti a Dio. È una chiesa che cerca Dio. Lo stesso Signore Gesù Cristo cercava Dio. La Bibbia dice in Marco capitolo 1 versetto 35, quando era buio, il Signore Gesù Cristo si alzava per pregare. E io mi domando, se il Signore Gesù Cristo ne aveva bisogno, non avremmo bisogno anche noi? Forse molto di più del Signore Gesù Cristo, vero? Diversi anni quella chiesa continuava a prosperare, a crescere in quantità e qualità. Un giorno, come spesse volte può succedere, il leader della chiesa viene colpito con una malattia. E questa malattia era agli occhi. E in mezzo all'Africa non è che c'erano tutte le risorse, però il grande problema suo era che per guarire quella malattia, oltre alle medicine che doveva prendere, non doveva chiudere gli occhi, doveva mantenere gli occhi aperti 24 su 24 per 3 settimane. Non abituato a questo, ok? Le hanno messo dei nastri adesivi che gli mantenevano gli occhi aperti, però è arrivato quel giorno alle 4 del mattino per poter andare a pregare. E lui voleva pregare insieme alla sua chiesa. E per la prima volta nella sua storia lui pregò con gli occhi aperti, perché lui sempre pregava con gli occhi chiusi. E lui racconta che in quel momento là lacrime sono cominciate a cadere dai suoi occhi, perché di questo lui non se ne era mai accorto prima. E nel momento che si è aperto il momento di preghiera, che di solito durava 3 ore, e 1 migliaio di persone pregavano, lui ha visto tutta la chiesa che lui aveva fondato, che erano accanto alle panche, così. Sapete, tutta la chiesa stava pregando in quella maniera. Era il modo in cui lui pregava. La Chiesa non soltanto stava imitando il suo stile di vita di preghiera, ma anche come lo faceva. Alcune volte noi ci domandiamo come mai i nostri figli fanno tante cose negative, vero? Alcune volte io me lo domando. Alcune volte se tu hai una moglie saggia, tua moglie ti dirà:
ma non te ne rendi conto che anche così tu reagisci. A volte si dice che noi insegniamo molto di più non parlando o predicando, perché la gente vedrà quello che noi siamo. E alcune volte vedono e imitano. A quel pastore l'avevano imitato e lui ha detto: io questo non l'ho mai insegnato, perché noi sappiamo, no? Che non è la posizione quella che fa arrivare le preghiere a Dio, vero? Però quella chiesa cosa aveva visto in quel pastore? Una persona che cercava Dio, e la chiesa cercava Dio. E questo che sta dicendo qua con la parola tupos, tu devi farti dei modelli, e quei modelli li trovi in Cristo. Cioè è bellissimo quando tu vedi, no, in Antiochia per esempio, per la prima volta i discepoli sono stati chiamati cristiani, piccoli Cristo. Cosa vedevano in quei cristiani? Vedevano piccoli Cristo. Quanto è bello quando tu vedi, che ne so, per esempio un padre che suona, il figlio che suona, e noi diciamo tale padre, tale figlio. O a volte quando vedi, non so, il figlio di un falegname che già va con l'attrezzatura, no? Con pochi anni, noi diciamo tale padre, tale figlio. Ma secondo Giovanni 1,12 noi siamo figli di Dio. La gente può dire tale padre, tale figlio. È quello che era Paolo. Lui seguiva le orme di Cristo. Alcune volte quando noi vogliamo che i nostri figli facciano la cosa giusta, più delle volte diciamo cammina accanto a me. E Dio ti dice non lo mettere accanto a te, mettilo dietro di te. Così lui vede per filo e per segno quello che tu stai facendo. E noi sappiamo che i nostri figli vedono esattamente cosa siamo, come facciamo, perché lo facciamo, quando lo facciamo e quando non lo facciamo. Quell'insegnamento è quello che loro si porteranno un giorno quando lasceranno casa. Noi siamo chiamati ad imitare Cristo. Anni fa negli Stati Uniti è uscita una moda che tutti i credenti più o meno hanno imitato. È arrivato un po' anche qua in Italia qualche anno fa. Un braccialetto, diversi colori, e c'aveva 4 lettere, W, I lunga o J e D. In inglese dice What would Jesus do? What would Jesus do? Cosa avrebbe fatto Cristo o cosa farebbe Cristo? Allora, questa mattina è stato un po' difficile, però sono riuscito a firmare contratto con 2 divi del cinema, ok? Perciò questa mattina porto Leonardo DiCaprio e George Clooney. Oggi lavoreranno a gratis, ok? Però per un attimo vorrei che possiamo centralizzarci in una situazione come questa. Ok? Prego. Leonardo e George. Applauso, se no non iniziano. Oh, e guarda dove vai! Guarda tu cosa corri in giro, mi rovescia tutto il caffè. Se tu la smettessi di stare al telefono, mi avresti evitato. Cosa sei mia madre? Non posso neanche scrivermi con l'amoroso adesso. Ascolta, metti tu sul lato del marciapiede, certa gente ha fretta. Tu devi guardare, se non guardo io, guardi tu, eh? Sto guardando loro, un autobus da prendere, l'università un esame. Potevi uscire di casa prima. Ascolta, se mi chiedi scusa, faccio finta di niente e me ne vado, per favore in fretta. No.
Forte l'applauso! Situazione che si può verificare, vero? E la mia domanda questa mattina per voi è: perché si è rovesciato il caffè? Perché si è rovesciato il caffè? Qualcuno può dire perché lui era distratto, no? È di moda oggi, no? Andare soprattutto nelle grandi città con qualcosa da bere e il telefono, tutte e due cose che vanno insieme, ok? Siamo in controllo della situazione. A volte si possono verificare questi problemi. Alcuni altri hanno detto no, perché veramente l'altro è stato svadato e avrebbe dovuto capire dove, da quale parte doveva camminare, anche se era in ritardo doveva prendere le precauzioni. Molte cose si possono dire, è stato anche molto, non considerato, perché l'ha fatto cadere il caffè. La minima cosa che lei avrebbe potuto fare è ripagare il caffè. Ma sapete perché è caduto il caffè? Perché nella tazza c'era caffè. Se nella tazza non ci fosse stato il caffè, non sarebbe caduto. Giusto? Questo io lo voglio portare alle nostre vite. La Bibbia dice: siate ripieni dallo Spirito. La parola di Dio nel Salmo 119 dice: io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. La parola di Dio mi dice che la parola di Dio è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. La Bibbia mi dice: resistete il diavolo ed egli fuggirà da voi. La tua vita non dipende dalle circostanze, la tua vita dipende da ciò che tu ci metti dentro. La vita era rappresentata in questa scenetta, in quella tazza, che quando si versa cade ciò che c'è dentro. E in questo tempo di pandemia si sta venendo fuori lamentele, angoscia, preoccupazione, depressione, è perché è quello con cui hai riempito la tua vita. Non devi dare la colpa alle circostanze. Non è la prima volta che Italia affronta una pandemia. Abbiamo superato tante altre pandemie. Però questa mattina Dio ti sta dicendo: non puoi cambiare la pandemia, ma puoi cambiare il tuo atteggiamento nel confronto della pandemia. Tutto dipende da ciò che tu ci metti dentro. E io sono convinto che se voi vi siete guardati intorno ai credenti di questa Chiesa, magari avete visto cose da imitare e cose da non imitare, perché non si sta imitando Cristo. E se Cristo è il nostro modello, sono diverse le sue caratteristiche, o no? Noi vediamo in Cristo un esempio d'amore, un grande esempio d'amore. E sapete, quando noi pensiamo all'amore, lo vediamo lì sulla croce. Perché? Perché per amore ha occupato il nostro posto sulla croce, un esempio perfetto. E Lui dice di amarci gli uni gli altri in quella maniera. E una delle cose che a me dispiace di più nelle chiese è proprio vedere quello che i credenti non si amano con quell'amore. Si amano con altri tipi di amore, o amore non c'è, si dice spesse volte. E quella è una grande bugia di Satana. Perché secondo 1 Giovanni capitolo 4 versetto 8 Dio è amore, e se tu sei un figlio di Dio, Dio vive in te, perciò quell'amore è in te. E biblicamente l'amore agape è stato versato nel tuo cuore il giorno in cui ti sei convertito. Allora non dire non c'è, piuttosto di non lo voglio usare, perché ce l'hai. È quell'amore che copre moltitudine dei falli. Quello è l'amore, l'esempio, il modello chi è? È Cristo. Lui è un esempio anche di perdono. Allora, io non sono bravo in tante aree, ve lo posso confessare, garantire, ok? Ma per un attimo a volte mi sono domandato come avrei reagito io dopo la resurrezione, ritrovandomi con chi mi ha rinnegato, chi mi ha venduto, chi da vigliacco mi ha guardato lontano e mi ha lasciato da solo. Lo so, voi siete più santi di me, lo capisco. Scusatemi, ma io qualche parolina l'avrei detta. Noi vediamo il grande esempio di perdono del Signore.
E ci troviamo con un Pietro che l'aveva rinnegato 3 volte. Dio lo perdona e lo fa diventare colonna della Chiesa. Che esempio di perdono, no? Ma non solo esempio d'amore, di perdono, di pazienza. Insegnando ai suoi discepoli continuamente la medesima lezione che dovevano vivere per fede. Ogni volta che si presentava un problema puntualmente facevano l'opposto di quello che il Signore le aveva insegnato precedentemente. È stato paziente? A volte quella pazienza manca un po' a noi. Manca con i nostri figli, manca con il nostro marito, manca con nostra moglie, manca con i membri della Chiesa. Paolo cosa diceva? Io non dico di averlo raggiunto. E continua dicendo, ma proseguo il corso verso la meta. Ok? Il Signore è stato grande esempio di amore, di pazienza, di fedeltà. Perché fedeltà significa portare a termine. Vi ricordate quando Pietro ha voluto bloccare che il Signore Gesù Cristo non fosse andato sulla croce? La reazione del Signore Gesù Cristo, perché lui era determinato ad essere fedele. Ricordatevi che lui l'aveva detto più volte, io sono venuto per fare la volontà di colui che mi ha mandato. E la volontà di colui che l'aveva mandato è che lui finisse sulla croce, che lui morisse, che versasse il suo sangue, che fosse messo in una tomba, che fosse risuscitato e che fosse andato in cielo a preparare un posto per noi. Fermarsi lì era non compiere la volontà di Dio. È arrivato il momento, cari miei, di guardare Cristo. E molti molto spirituali dicono, io guardo solo Cristo. Ok? Va bene, puoi farlo, amen, gloria a Dio. Però lì, in Filippesi capitolo 3, dice di guardare quelli che camminano in questa maniera. E Paolo ti sta dicendo, siate tupos, imitatori di me, in quello che io imito Cristo. Non ti sta dicendo di imitare quello che non imiti Cristo. È necessario mettersi un braccialetto per domandarci come farebbe Cristo? O è necessario sapere che Dio mi ha perdonato, che vive in me? E che dipende di quello che io ci metto dentro. Non per niente Giovanni disse è necessario che egli cresca e che io diminuisca. Con che stai riempendo la tua tazza? Perché secondo quello con cui la stai riempendo, quando sarai stravolto dalle circostanze della vita, secondo quello che c'è dentro verrà fuori. Quando ero nel seminario avevamo una materia che io odiavo profondamente. Io sono stato un giocatore di pallavolo. Nella scuola biblica c'erano solo calcio. Il calcio è qualcosa che non mi è mai attirato l'attenzione. Perciò io scherzo con i brasiliani, a me non mi interessa niente, però infatti quando lei mi ha scritto, no? Che il Brasile aveva vinto contro l'Argentina, sai quanto mi importava? Cioè, non imitarmi in questo, per favore. Allora, quella materia, dice in seminario una materia che si chiama calcio. A cosa serve? Noi dobbiamo studiare il greco, l'aramaico, noi dobbiamo dedicare tempo all'ebraico, noi dobbiamo entrare alle profondità delle dottrine. Calcio! Grazie a Dio ho frequentato una scuola biblica molto seria, ok? Non era assolutamente per corrispondenza, si viveva lì, è quello che marca spesse volte la differenza. In una partita di calcio tu veramente capisci com'è la persona. Allora tu devi pensare a una persona come me che lo mettevano in difesa e non ci passava nessuno, perché se dopo ci passava qualcuno mi insultava, allora è meglio non farli passare. Però quando ero in difesa non ero il migliore giocatore del mondo e alcune volte li frenavo, passavano, non passavano.
A volte uscivano con la barella, però non ci passavano. Quante volte la tazza di caffè si è versata lì? E i famosi futuri teologi insultavano con parolacce che non conoscevano nemmeno il significato. E poi ti dicevano, oh scusami, mi è scappato. Sai, non ne scappa niente che non c'è dentro. Non ne scappa niente di quello che non c'è dentro. Anche tra marito e moglie, avete visto quando si dicono cose e uno dice scusami, ma veramente non è che io pensavo quello. Bugia! Perché se l'hai detto lo pensavi e c'era. No, ma non è così. No, non è così. La Bibbia dice che così come noi pensiamo, così noi siamo. Perciò devi essere molto consapevole che nei momenti della crisi, quando la tazza si rovescia, lì vedrai veramente chi sei tu e quello che c'è dentro. E sicuramente tu puoi essere pieno di conoscenza biblica, di storia biblica, di servizi, di ministeri, di tante cose. Ma anche i farisei avevano tutte quelle caratteristiche. E più di una volta nella reazione non hanno riconosciuto Gesù. Paolo dice, io non dico di averlo raggiunto, ma siate imitatori di me. È una contraddizione? Anch'io non ce la faccio alcune volte, ma mi afferro a Cristo e cerco di imitare quello che ha fatto Cristo. Ed è facile, ma non è impossibile. Perché Filippesi 4,13 dice molto chiaramente, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Preghiamo. Signore, grazie per il tuo amore, grazie Signore per l'esempio di Paolo, grazie Signore per la tua parola, grazie Signore perché tu non ci hai messo in una chiesa perfetta, ma grazie Signore perché è una chiesa che vuole arrivare alla statura di Cristo. E nessuno di noi che siamo qua, Signore, possiamo dire di averlo raggiunto. Ma proseguiamo il corso verso la meta. Aiutaci, Signore, ogni mattina a cercare te, a vivere per te, a seguire le tue orme, a guardare i fratelli che sono intorno a noi, per poter imitare il modo in cui imitano te. E aiutaci, Signore, a togliere dal nostro cuore, dalla nostra mente, la critica, il mormorio e la maledicenza. Per quei credenti che stanno cadendo o che cadono, aiutaci a avere, Signore, l'atteggiamento di Galati, che dice che quando vediamo un fratello nel fallo, bisogna rialzarlo con spirito di mansuetudine. Signore, aiuta a riempire la nostra tazza con te, con tutte le risorse che tu hai provveduto per noi. E ti chiediamo, Signore, che quando quella tazza venga versata a motivo delle circostanze, possa essere un'opportunità per glorificare il tuo nome. Chiediamo la tua benedizione nel nome di Cristo Gesù. Amen. Che meraviglia, no? Prima abbiamo cantato che la Chiesa è il tempio dello Spirito Santo e la Chiesa siamo noi. Poi abbiamo cibato con questa meravigliosa parola che ci invita a imitare a Cristo,
e ci invita a fuggire e allontanare dei nemici della croce. Io non so voi, io ho il cuore che scoppia. Non così. Non così, non vi spaventate. Ma io sono certo di una cosa, che non sono perfetto. Io sbaglio molto. Ma il mio atteggiamento è di voler stare vicino a Cristo, come ci ha detto la parola. E adesso invitiamo la Chiesa per partecipare, che è un momento molto delicato, dove mettiamo la mano nelle nostre tasche per offrire ciò che Dio ci dà l'opportunità di avere come soldo e come guadagno. E la nostra Chiesa, le nostre Chiese non ce la fa a mantenersi senza di noi. Offriamo il nostro lavoro, ma anche con le offerte e le decime. Io vi dico con amore. Amen. Siamoci in piedi, lodiamo e offriamo al Signore. Grande amore. Come preziosa la tua parola. Conoscerti ancora di più, insegnami ad amarti, vedere il tuo volto, insegnami ad onorarti, avere fiducia in te. Signore, io amo stare alla tua presenza. Tutto ciò che è nel mio cuore adora soltanto a te. Più grande, più alto delle montagne, è pure e profondo il tuo amore. Senza di te non potrei mai vivere. Vorrei vivere
Preghiamo. Signore, grazie per questa mattina, grazie per la libertà che abbiamo in questa nazione di poter radunarci. Ti vogliamo, Signore, di pregare per le autorità di questa nazione e quello che tu ci chiedi nella tua parola, Signore. E come dice la tua parola, se vogliamo vivere giorni sereni, dobbiamo pregare per loro. E noi ti chiediamo che tu possa, ogni singola persona che si trova in autorità, che tu questa mattina e questa settimana li possa benedire. Grazie, Signore, per coloro che hanno questa mattina hanno donato qualcosa del tanto che tu doni a noi. Che tu possa benedire le loro vite e ti chiediamo, Signore, che tu possa benedire anche la nostra settimana. E se capita, Signore, che verseremo ciò che c'è nella nostra vita durante questa settimana, se saremo stravolti dalle circostanze, che veramente possa uscire tutto quello che glorifica la tua persona. Chiediamo la tua benedizione, in Cristo Gesù preghiamo. Amen. Cari, che Dio vi dia una settimana meravigliosa e se il Signore lo permetterà ci rivedremo ancora e se no, assenti qui, presenti là. Che Dio ci benedica, buona domenica a tutti.